C'è una luce per il futuro della montagna veneta, specialmente per quella bellunese, fino a quando ci saranno persone disposte a combattere per essa, per sentire su di loro tutto il carico di quello che è un attaccamento alla loro terra, alla terra dei loro padri. Abbiamo presentato il libro di Andrea De Bernardin perché secondo me lui rappresenta esattamente questo carattere montano, queste persone attaccate a un certo modo di vivere, non solo ad una terra, e la volontà di trasmettere alle future generazioni cosa vuol dire vivere in montagna. Serve che le nuove generazioni si riappropriano del senso di appartenenza a questa terra, a questi luoghi, in modo che le comodità della pianura non siano sufficienti a far abbandonare quelle che sono le terre dei loro avi. Dobbiamo lavorare anche in questo perché abbiamo scoperto, leggendo il libro di Andrea De Bernardin, che non sono solo i soldi che fanno allontanare le persone dalla montagna, anzi i redditi delle persone di montagna attraverso il turismo non sono poi così male, quindi bisogna indagare più a fondo quelle che sono le ragioni. Quella dell'attaccamento, quella del senso di appartenenza può essere una di queste. Un'ultima cosa, e nel bilancio regionale ci sarà un'attenzione particolare per la montagna? Sì, questo l'ho detto prima nell'incontro con l'autore, ci sarà una piccola sorpresa per la montagna, ci eravamo impegnati in campagna elettorale da questo punto di vista, il presidente Stefani è stato molto sensibile, l'assessore Giacinti altrettanto e il Consiglio regionale vuole accompagnare questo processo. Da sempre ho avuto la passione di mettere per iscritto le cose che ho dentro, quindi il dramma demografico che sta vivendo il mio territorio di montagna, mi sentivo di mettere per iscritto anche quello, cercando anche di dare degli spunti per andare in controtendenza, quindi credo di esserci in parte riuscito con poche pagine, perché sono 120 pagine scritte anche in maniera semplice. Io non sono un sociologo, non ho velleità di essere un grande scrittore, ma in maniera semplice, come sono io, ho voluto cercare anche, ripeto, una soluzione al problema e credo che ci sia. Non è di facile raggiungimento, sto parlando dell'autonomia, l'autonomia che deve arrivare assolutamente al Veneto e conseguentemente subito dopo una specificità forte per i territori montani, non solo la provincia di Belluno ma anche vicentini e veronesi. Ecco, lei è partito dall'estrapolazione e dallo studio di alcuni dati che dimostrano cosa? Ho preso 10 comuni della provincia di Bolzano, di Trento, di Udine, di Pordenone e chiaramente di Belluno. Emerge che Trento e Bolzano sono le uniche province in Italia in grado di andare in controtendenza all'inverno demografico. Non sto parlando solo di montagna, ma in generale le province italiane stanno vivendo questo calo demografico che è evidente anche nelle nostre Treviso, Padova o Verona. Trento e Bolzano vanno in controtendenza e sono addirittura in aumento demografico anche piccoli comuni spersi fra i monti. Significa che avvicinare il centro politico-amministrativo al problema è l'arcano della soluzione. Questo ne sono profondamente convinto.